stata alla piazza di Gasperi Bertoni, a Uriato, venite a Ponte Cagnano, la piazza così. Che sta comune? La piazza del comune, Azza, che ne sta stato te? che non lo sai. Oh, non sapevo. Lo sapevi. Lo sai perché? Perché questo è il comune, uno dei comuni più giovani d'Italia. Oh, Eh, e poi ne perché te ne lui? ma Ponte Cagnano non c'è niente. Ma quando mai? Chi ha Ponte- detto queste Ma cose? Ponte Cagnano, perché si chiama Ponte Cagnano? Quando è stato conosciuto che sono chi che sono No, perché là venivano a cagnare i cavalli. non ne ho Ma visto vero. che tutti i ciucci, Non ne ho vero. Là è venuta la meglio banca, è venuta la meglio cosa, è venuta la meglio piazza di Pontegnano. Quale? E Pontegnano centro, Qual è? Piazza Sabato? piazza di Sorgimento. Di Sorgimento, a dove si trova questa piazza di Sorgimento? A Pontegnano A sta. Ponte Cagnano. Adesso parliamo un po' di cultura delle donne. La donna come ti fa a conquistare? Dallo sguardo. Dallo sguardo. Fammi vedere i tuoi occhi. Ti tengo l'occhio di tigre. Ma non vuol dire occhi di tigre. Basta avere degli occhi espressivi oppure degli occhi spenti. No, gli occhi normali. Gli Normali. occhi infuocati. Incollati. Infuocati, Ah, il fuoco. infuocato. Ma non vuol dire fuoco, vuol dire passione. Che cosa vuol A me dire? passione nessuno mi ha detto. A me sono quella cosa sono innamorato. Allora, innamorarti. Come fai tu a innamorarti di una donna oppure fare Dalle labbra dalle labbra, e dallo viso. dal viso? Va bene, io sono d'accordo con te. Dipende l'espressione che tu hai verso la donna, Sì, che espressione ti hai? la guardo in bacio. La guardi in faccia? Sì, Allora, parliamo bene adesso. Sì. Guardare una donna si guarda o si osserva? si osserva. Si osserva, sono d'accordo con te. Ma osservare cosa vuol dire? L'amore. No, non vuol dire l'amore osservare. Osservare vuol dire gratificare. Un Dare- grande amore. Dare un giudizio. Ma quel giudizio, che è questo giudizio? Io tengo una persona vicino a me. Una donna vicino. Sì, Quando c'hai una donna vicino, Sì. come ti comporti? io la guardo sullo sguardo vicino. Gli parlo. Allora gli parli. In che modo gli parli? Uscire con me. Vuoi uscire con me? Eh. E la donna ti dice, io non voglio uscire con te. Perché? Tu dici, perché? Io sono un taker. No, tu non sei un tiger. Il tiger lascialo stare. Va bene? Allora, perché non vuole uscire con te una donna? Che io ho grande amore con lei. Ma tu senti te dentro che c'hai un grande amore. Ma la donna se ti rifiuta, tu come gli dici, come fai per conquistarla? Una rosa. Una rosa. Ah, ecco. Adesso parli da uomo. Ma alla fine, quando gli hai regalato la rosa, La rosa, sì. cosa gli dici? Ti amo. Ti amo. Ma ti amo è una parola molto grande. Ti amo è una parola immensa. Ti voglio Sai, conquistare. No, ti voglio conquistare. Ma tu già gliel'hai fatto capire con una rosa che la vuoi conquistare. Non glielo devi dire. Tu non gli devi dire nulla. La donna si conquista con le azioni, come tu ti comporti con la donna. Tu devi parlare l'italiano. Devi Vuoi imparare. uscire con me? No, no, vuoi uscire con me. Mai dire vuoi uscire con me. Uscire. Noi siamo già in mezzo alla strada. Ma dove è mezzo sta? Siamo in mezzo alla piazza, dove stiamo qua? Siamo in mezzo a una piazza, come vuoi tu. Però se tu impareresti bene l'italiano, impareresti la grammatica. La grammatica è l'italiano. Hai capito? Didattica vuol dire. Didattica, lo sai che cos'è didattica? Ciao, mi presento, mi chiamo Taker. No, mamma mia.